Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, ben ritrovati, un buongiorno anche da me Maria e benvenuti nell'appuntamento con l'oroscopo del giorno, appuntamento attesissimo della giornata. Intanto iniziamo con una piccola curiosità, non c'entra molto con l'oroscopo, ma mancano 80 giorni a Natale, quindi amici, amanti dell'atmosfera natalizia, iniziate a prepararvi. Ma passiamo alle cose serie adesso, ritorniamo al nostro oroscopo, partiamo con le novità. Ariete, come sempre siete voi i primi, non è ancora cambiato nulla. Grazie a Giove in congiunzione sarete messi in condizione di portare a termine con successo un'impresa che richiede fermezza e perspicacia. Bravi, con Marte e Giove in sestile riuscirete pure a vincere gare e competizioni, sarà più facile. Toro, eccoci da voi, la luna è quadrata a Urano, attenti, con il partner quindi non siate ritrosi alle coccole, perché sono proprio quelle di cui avete bisogno per accrescere complicità e intesa nella coppia. Poi c'è Mercurio in Trigono che vi garantisce la piena riuscita in prove di studio, esami, viaggi e colloqui di lavoro. Procedete su questa strada che intanto è abbastanza ben spianata. Gemelli, Mercurio ostile dalla Vergine potrebbe rendervi particolarmente distratti in questo mercoledì. Sul lavoro controllate sempre tutto per evitare antipatici disguidi, che fa solo che bene. C'è Giove amico che vi sostiene oggi. Prima quindi verificate ogni minimo dettaglio, poi buttatevi a capofitto in un'impresa che volete o dovete compiere. Cancro, siamo da voi. È il momento, con Urano in Toro, di osare di più nelle realizzazioni personali. Sfruttate al massimo le vostre molteplici capacità. Ne avete tante, quindi perché non farlo? Aspettate tempi migliori invece per affrontare delle buone scelte finanziarie. Il bilancio al momento potrebbe farvi un po' preoccupare, ma tranquilli, ci riaggiorniamo anche su questo. Leone, nella vostra squadra oggi avete tanti alleati, Venere, Marte e Giove in particolare, se siete single, quindi andate incontro ottimisti alle nuove conoscenze, forse tra queste c'è la persona che state tanto aspettando. Con Saturno che vi rema contro, invece dall'altra parte siate più propositivi e recuperate i troppi ritardi sulla tabella di marcia che non vanno bene. Vergine, eccoci da voi. Per merito di Mercurio che passa nel vostro cielo riuscirete a parlare chiaro a coloro che vi assalgono con davvero esigenze eccessive e tante richieste. Sono un po' molto pressanti. Se desiderate cambiare ambiente e incontrare gente nuova potrete farlo con molta soddisfazione, alla fine provateci. Bilancia, oggi brillano per voi stelle luminose, ottimo, sarete liberi di intraprendere iniziative che vi appassionano, di esprimervi in modo creativo finalmente. Con Giove opposto dall'altra parte evitate lo stress, il bisogno di riposo potrebbe manifestarsi con scatti di nervosismo, così capirete subito la situazione. Scorpione, per colpa di Saturno e Urano avversi, oggi, in questo mercoledì, dovete fare attenzione, oltre che all'alimentazione, anche ai tempi di riposo. Il vostro benessere psicofisico lo richiede. Vi troverete nelle condizioni di dover scegliere oggi, sull'attenti. Seguite solo un obiettivo, lasciate andare il resto, così procederete dritti verso il traguardo. Sagittario, con voi invece c'è Giove oggi. Grazie al suo zampino mentre transita nel segno dell'Ariete una questione legale si risolverà ancora meglio delle aspettative, quindi molto bene. Con Marte in opposizione invece occhio alla frenesia, ai ritmi frenetici. Intanto garantitevi una buona dose di relax giornaliero, iniziate già a prestabilirla così siete tranquilli. E siamo arrivati dai nostri Capricorno. Con Venere e Giove quadrati voi, prima di prendere una decisione sentimentale, tenete in considerazione i preziosi, a dir poco, consigli di un amico. Venere sfavorevole infatti potrebbe rendervi un po' troppo pretenziosi in amore, richieste molto alte. Siate più pazienti e oculati. Acquario, eccoci per le novità. La luna nel vostro cielo sorride a Venere e al Sole, si congiunge a Saturno, insomma oggi un mix di pianeti dalla vostra parte, ma dall'altra parte si accapiglia con Urano, ve ne farà vedere così delle belle, sì, avete capito. Apporterete poi dei cambiamenti nei progetti in atto, potrete anche contare su una buona entrata di denaro, dovete però darvi da fare. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Non ostinatevi, parliamo un po' di relazioni, a perdonare quella persona che temete esca dalla vostra vita. Potreste scoprire che non è così come la pensavate, insomma. Avrete la possibilità invece di conoscere ambienti vari e andare incontro a situazioni eccitanti e originali. Sfruttatele. È tutto quindi anche per oggi con le novità dal nostro oroscopo. Grazie per essere stati ancora con noi. Un saluto da me Maria, una buona giornata a tutti e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0